Vittorio Veneto è dipinta di verde, bianco e rosso dai 4 enormi vessilli che sventolano in Piazza del Popolo ai più piccoli tricolori appesi fuori da negozi, bar e case. In ogni angolo della città appare la bandiera italiana, i cui colori dipingono persino le aiuole. Il comune si prepara così alla chiusura delle celebrazioni per il centenario della Grande Guerra. La giornata di domani sarà caratterizzata da vari momenti, a partire dal mattino, con l'amministrazione comunale impegnata a rendere omaggio ai caduti. Farà la visita ai caduti deponendo un fiore e una corona di fiori qui a Vittorio Veneto in piazza a 7 monumenti. Nel pomeriggio uno dei momenti più attesi, quando verranno presentate 13 opere di altrettanti artisti di paesi 100 anni fa belligeranti, installazioni come questa, limbo dell'unico artista italiano presente, installazioni che rimarranno patrimonio della città. Resta un po' l'amarezza per non avere qui il Presidente della Repubblica. Sì, indubbiamente sì, anche se la risposta che ci è arrivata ha fatto capire che la scelta era stata quella di partecipare ad un'unica manifestazione nella data del 4 e quindi a Trieste. Però stiamo cercando di fare in modo che per altra occasione, e sicuramente a Vittorio Veneto non mancheranno, il Presidente della Repubblica possa essere presente. Sarà un momento di celebrazioni, senza dimenticare però le popolazioni bellunesi duramente colpite dal maltempo. In segno di rispetto nei loro confronti, spiega il sindaco Tonon, abbiamo annullato le manifestazioni che erano in programma nei giorni del disastro. Mi auguro, ci auguriamo tutti, che pur con le gravi ferite subite la nostra gente e le nostre montagne possano riprendere vita al più presto.